L'opera d'arte Ebe di Canova, simbolo dell'eterna giovinezza, torna a splendere in tutta la sua maestosità nei musei civici di Bassano del Grappa e lo fa con una mostra accessibile fino alla fine di maggio 2022. Una delle opere più singolari donate da Sartori Canova nel 1852 e fa parte di quel grande patrimonio che viene lasciato alla città di Bassano, ricordando che i legami Canova-Bassano sono molto profondi. Un'operazione importante del recupero del patrimonio Ebe di Canova è un'opera veramente rappresentativa sia della collezione del Museo di Bassano che di quella personale di Antonio Canova. L'opera, ridotta in frammenti per colpa dei bombardamenti avvenuti nel 1945, giaceva in totale oblio per 70 anni nel museo civico perché si pensava che il restauro fosse impossibile, ma adesso torna a splendere in tutta la sua grandezza. La fortuna è quella di avere due gessi che si confrontano fra loro, uno utilizzato per la prima versione, i cui marmi sono conservati all'Ermitage e a Berlino, il secondo invece che si rapporta con un marmo che è a Forlì e in una collezione inglese a Chetworth.